Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Damiano De Marchi, ricercatore presso il CISET. Il CISET è il Centro Internazionale di Studi Economici sul Turismo, che ha sede, fino ad ora, a Doriago di Mira, in provincia di Venezia. I soci del CISET sono l'Università Ca' Foscari, l'Università Lagunare e la Regione del Veneto. Fa notizia che dopo 25 anni di onorata presenza in Riviera del Brenta, il CISET si trasferirà a Treviso. Devo dire che si trattano bene, perché passano da Villa Mocenigo a Doriago di Mira, ad un'altra bella villa, insomma, ubicazione lungo il fiume Sile, quindi insomma dal punto di vista estetico non ci si perde. Detto ciò, come mai questa scelta? Ecco, questa è la nuova sede dove andrete a lavorare. Questa scelta nasce anche da una opportunità che cogliamo, insomma, nella creazione di un centro più collegato ai grandi poli turistici che si stanno formando appunto anche in una provincia che è appunto frizzante da questo punto di vista. Sarà contenta la Riviera del Brenta nel rapporto con il territorio. Insomma. Ecco, diciamo che da questo punto di vista la Riviera del Brenta è molto collegata a Venezia e ha anche delle particolarità turistiche di per sé. Su questo noi abbiamo lavorato negli anni, adesso si sta cercando in qualche modo di cogliere questa opportunità di questo trasferimento per riuscire a valorizzare quelli che sono altri aspetti del turismo nel collegamento con il territorio, con le produzioni tipiche, eccetera. Ecco, il CISET, essendo un centro di studi, evidentemente analizza anche le potenzialità. Oggi Treviso cosa rappresenta nel panorama turistico, diciamo quantomeno della regione? Ecco. Naturalmente Treviso rappresenta due cose. Uno, come non solo Treviso, ma tutta, diciamo, la regione turistica che è nell'intorno di Venezia, rappresenta un collegamento forte con questo polo di attrazione che è fortissimo, internazionale e sempre più forte, che appunto è la destinazione Venezia. Ma in realtà di per sé Treviso ha tantissime altre connotazioni, a partire da quelle che magari possono essere più facili, che sono quella ad esempio delle produzioni tipiche del Prosecco. Il Prosecco è diventato un vero ambasciatore del saper fare italiano, del gusto italiano a livello internazionale, ma anche l'arte, la cultura, insomma una bella città, una bellissima città, non ci pensa mai una città d'acqua, Treviso, perché a fine agosto, inizio settembre c'è un evento che ha una risonanza internazionale, che è l'On Festival, con quale anche noi abbiamo collaborato, quindi in realtà si cerca in qualche modo di creare nuove motivazioni per visitare il territorio e non solo concentrarsi su alcuni poli principali. Ecco, abbiamo parlato prima di Venezia. Venezia è un brand che copre tutta l'offerta turistica della regione, cioè talmente forte che è difficile in qualche maniera staccarsi. Beh, il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, la quinta, sesta regione turistica d'Europa, quindi in realtà il Veneto non è solo Venezia, sono tantissime le motivazioni per cui le persone... Che il Veneto non sia Venezia è verissimo, è una regione magnifica, però per dire, se non ci fosse il traino di Venezia, riuscirebbe a imporsi alla stessa maniera o no? Voi che studiate? Diciamo che è anche una scelta che è stata fatta dalla regione proprio ultimamente di cambiare il marchio turistico regionale in The Land of Venice, quindi con questo centro forte su Venezia che fa appunto però da traino a tutto un territorio, insomma, che è appunto ricco di motivazioni di visita, che sono anche diverse da quelle che sono la tipica appunto visita, insomma, solamente alla città d'arte, insomma. Il CISET organizza annualmente un master. Questo master ha una caratteristica, entro breve tempo, insomma, i frequentanti ottengono tutti pressoché un lavoro. Mi pare che il tasso di occupabilità sia del 97-98%. 98% ad un anno. Cioè, voi vedete, proprio uno sfortunato non trova lavoro nel primo anno dopo il master. E anche questo deriva dal traino del settore, al di là della qualificazione evidentemente del master. Allora, il traino del settore in parte c'è, non si può nascondere. Il turismo a livello internazionale è un settore importantissimo, un lavoro su 11 a livello mondiale è legato al settore turistico e che ha una crescita del più del 4% medio ogni anno a livello internazionale, quindi è un settore che si espande, insomma, da questo punto di vista, ma d'altra parte appunto la nostra connotazione di ricerca, consulenza e formazione che si, come dire, valorizzano l'una con l'altra, crea un forte, come dire,
collegamento anche con il mondo imprenditoriale, che si collega anche un po' anche alla nostra storia, insomma, essere alla 26esima edizione per un master universitario è una cosa non da poco e ha creato appunto una serie di reti, una rete CISET che noi chiamiamo di relazione, già con le persone che lavorano nel settore, insomma, che in qualche modo riesce a veicolare nuove possibilità di occupazione per le persone, che è uno dei fattori principali, insomma, per cui noi siamo ancora sulla breccia, insomma, dopo tutti questi anni. Le iscrizioni al master si chiuderanno il 24 settembre. Sì. Chi si può iscrivere al master? Ed è un master a numero chiuso? Allora, non è un numero chiuso, ma è un numero massimo. Il numero massimo sono 35 persone. Ci si può iscrivere tutte le persone che hanno una laurea di primo livello. Quindi una triennale. Una triennale, quindi è un master di primo livello, è un master universitario appunto in collegamento con Ca' Foscari dall'edizione 2002-2003. Trovate comunque sul nostro sito tutte le indicazioni per come farlo. Non è detto che per forza bisogna avere un background economico o turistico, anzi qualsiasi laurea va bene, anche paradossalmente una laurea in medicina può iscriversi. Beh, abbiamo avuto degli avvocati recentemente che hanno deciso, insomma, di cambiare il proprio percorso non solo formativo ma anche di vita, perché avevano una passione, perché avevano una volontà di portare avanti delle competenze, di migliorare le proprie competenze e di metterle in pratica nel mondo del lavoro. Quindi diciamo da questo punto di vista c'è una grande apertura, anche perché il percorso è strutturato in formato full time, quindi c'è un impegno anche consistente che dura un anno tra classe e poi tirocinio in azienda, che prevede, insomma, un allineamento iniziale un po' di alcune competenze che sono di base per un master che è in economia. Prima ha detto che non c'è il numero chiuso, ma c'è un numero massimo. Non capisco bene la differenza. Sì, diciamo, i primi 35 vengono accolti, no, oppure no, c'è una selezione? Naturalmente c'è una selezione che si basa appunto sulla motivazione, che si basa appunto su alcune competenze, anche sulla conoscenza delle lingue. Diciamo che naturalmente diventa importante da questo punto di vista cogliere quelle che sono alcune delle proprie anche esperienze di viaggio e riuscire già, per venire preparati, diciamo, a queste selezioni, capire quali sono gli aspetti che poi sono dall'altra parte dell'esperienza di viaggio, perché naturalmente le peculiarità del settore comportano appunto di mettersi anche un po' nei panni sia del viaggiatore quando lo fai, ma anche di chi organizza l'esperienza di vacanza, che è un'esperienza piuttosto e sempre più complessa. Ecco, ma la finalità del master è creare professionisti di cosa? Diciamo che il turismo è talmente ampio. Il turismo è talmente ampio ed è diciamo, un'industria, un settore che ha grandissimi impatti economici, grandissimi impatti sociali, grandissimi impatti ambientali. Vicino a noi ci sono delle località che sono nate come identità turistica, basta pensare a Bibbione, insomma. San Michele al Tagliamento è uno dei primi, certo. L'insediamento di Bibbione è nato a questo fine turistico. Sì, San Michele praticamente non lo conosce nessuno. Appunto, Bibbione è molto di più. Del mondo. Ecco, diciamo che gli impatti che ha questo settore sul territorio, sull'ambiente, sull'economia sono molto importanti e per questo non è possibile non gestire questa tipologia di impatti. Quindi servono persone che sappiano gestire questa tipologia di impatti sia a livello di operatori, sia a livello di destinazione, ma anche che sappiano essere innovatori. La concorrenza è sempre più ampia, la volontà nostra, come turisti in questo caso, è sempre meno di fare il turista, e ancora meno forse di fare una vacanza, ma di fare cose, di fare esperienze. La possibilità di creare esperienze che abbiano un appeal e quindi un valore verso le persone è uno degli scopi per cui una persona entra in questo settore con una consapevolezza che noi cerchiamo di dare. Ecco, ma allora il masterizzato, non so se si dice comunque... Masterino, masterizzato, ne faccio parte anche io. Il masterizzato al CISET, in linea di massima poi dove trova l'occupazione, visto che c'è questa grande richiesta? Cioè è nella catena alberghiera o
o nell'ambito di promozione turistica? Entrambi, nel senso che sia nella parte pubblica che nella parte privata, nella parte pubblica come destinazione, quindi sia nella parte diciamo appunto di gestione, ma anche di convention bureau, quindi tutti quegli enti che si occupano appunto di trovare nuove motivazioni di visita del territorio, ma anche nel privato, che sia appunto la ricettività, quindi l'albergo, la catena alberghiera in particolare, ma anche l'intermediazione, il tour operator, le agenzie di viaggi eccetera, ma anche gli organizzatori di eventi, insomma è un settore molto complesso. Le potenzialità appunto di occupabilità sono tante. Voglio far presente che in realtà sempre più anche altri settori, faccio appunto, come ne abbiamo citato prima per Treviso, l'agricoltura, sempre di più si stanno rivolgendo al turismo per trovare nuove forme anche di sostenibilità economica. Gli agriturismi sono una realtà che ormai è consolidata, ma non lo era così 20 anni fa, insomma. E quindi è un settore che appunto sono competenze che poi possono traslare anche ad altri settori dell'indotto. Ricordiamo anche che appunto che adesso con la nuova compagine governativa il turismo è stato accorpato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per concludere, i frequentanti sono per lo più italiani? Sono per lo più italiani, sono, possiamo dire, statisticamente circa un terzo veneti e 2/3 che vengono da tutta Italia. Ci sono rappresentanti di tutte le regioni italiane, abbiamo sempre una delegazione diciamo abbastanza fornita, consistente di siciliani, di sardi, anche qualche friulano. Io sono friulano di origine e insomma, lo porto orgogliosamente questa medaglia, insomma. In realtà negli ultimi anni abbiamo visto che c'è anche una richiesta a livello internazionale. È un master prevalentemente in italiano, quindi sono tutte persone che hanno già una competenza linguistica in italiano, però discendenti di italiani dal Brasile, alcune persone di origine cinese che lavorano e che vivono in Italia, una ragazza che 3 edizioni fa dalla Grecia, da un'isoletta della Grecia, ha deciso insomma, di entrare nelle selezioni e poi ha fatto una carriera brillante nell'hotellerie, insomma, quindi un po' ci stiamo aprendo anche a livello internazionale. Grazie a Damiano De Marchi, che è ricercatore presso il CISET, il Centro Internazionale di Studi Economici sul Turismo. Entro il 24 settembre bisogna iscriversi alle selezioni a questo punto. Senz'altro. Per poter accedere al corso 2018-2019 che si terrà, è la novità, a Treviso, perché dopo 25 anni appunto il CISET lascia la tradizionale sede di Villa Mocenigo ad Oriago di Mira per trasferirsi in riva al fiume Sile, in quel del capoluogo della Marca. Grazie. Grazie a voi. A voi, alla prossima.